dentifricio detersivo Nutella Pancaré cordon bleu sofficini 4 salti in gorgonzola. Non si poteva premere con il padella, ma con il gorgonzola. Marmellata, uova, shampoo, insalata, bagnoschiuma, funghi, salame, prosciutto, 4 kg di pruni e barilotto, 5 litri di birra. Adriana, ma il tir chi me lo presta per tutta sta roba? Adriana, i soldi per fare la spesa. Tieni 100 euro. Bene, grazie. Oh, soldi ce li ho? Allora io vado, Ciao Adri. Ciao. Ciao. Bene, grazie. Ma chi hai oggi, Adriana? Adriana? Dimmi. Come dimmi, gira? No, dimmi. Devi dirmi qualcosa, ma spicciati perché ho ancora un sacco di cose da fare. Devo lavare, stendere, preparare pranzo. Arriva Angelica, tua figlia. Mi vorrei dirti qualcosa, ma se stai girata mi sembra di parlare a me. Non mi volto neanche. Ogni volta che metti quella giacca mi viene da vomitare. E se penso che dentro a quel vomito c'è mio marito, mi viene da vomitare un'altra volta. Togliti quella giacca e mi volto. Capisci, guarda che è una bellissima giacca, un po' fuori moda magari, Magari. ma questo non vuol dire che è brutta, ma a me piace. A me no. Già hai la faccia da scemo. Se poi ti metti quella giacca, non dico io con tutte le giacche che ha nell'armadio, no. Quella si deve mettere. E perché la mette? Per farmi dispetto. Dillo che è così. Non è così, la metto perché mi piace. Nicola ti ha regalato una giacca nuova il mese scorso. E quante volte l'hai messa? 2. Una volta soltanto. E perché? Per fare un dispetto a me e a tuo fratello. No. Hai un completo elegante che ti migliora nell'aspetto. Anche Angelica dice che stai bene quando ti vesti così. Ma tu non lo metti. E perché? Per fare un dispetto a me, a tuo fratello e a tua figlia. Adriana, cosa stai dicendo? Cerca di... Clarice dice. Ma cosa vuoi che capisca mia cognata di vestito? Clarice dice che sembri un barbone ogni volta che esci con quella giacca. Lei si vergogna di essere. Scusami, non si può piegare in qualche modo di L'idea che sembra. però così si gira, Ma tu adesso non si si può fare, dice. per fare un dispetto a me, a tuo fratello, a tua figlia e a tua cognata! Tenerlo dritto così ci vorrebbe un ripieno. Allora, Aspetta, non stavo questo tuo comportamento. Mamma, posso parlare? Voglio vedere tutti i piacciono da noi, che ne dici? No! sì, va bene. Ma ci sarà anche papà? Come sarebbe a dire ci sarà anche papà? Signorina, guardami un po' in faccia. No, mi fa schifo. Fa schifo la faccia di qua. No, la giacca, è inguardabile. Lorenzo ha detto che ti ha visto l'altro giorno in centro e ti ha scambiato per una appena sbarcato in Puglia. Cos'hai contro la Puglia? Mio no! Era pugliese e faccio l'anima sua. E comunque dietro i Lorenzo di non farsi vedere qui. Infatti, vuole venire a cena qui da noi, ma che ci senti che un non viene. Non fallo venire, tuo padre lo mando in pizzeria. Aspetta voi due, che io sono buono e caldo, ma poi se mi gira da parte! È un po' di rispetto in questa casa per la figura predominante del nucleo familiare, il padre appunto. Non importa come si vesta o come si presenta, è pur sempre il padre, come tale merita rispetto 2 volte, come marito e come padre. Io ho il timore. Andate ad aprire. Chi è adesso? Ciao Leonardo. Ciao, Nicola. Allora, ecco qui la donna. Questa qua. La donna. Facciamo così. Tienila. Così. Va bene? Sì, perfetto. Adesso l'ho tirato qua, lui la gonna, il manichino, la giacca, la borsa, ti vuoi trasferire qua? Oh, senti, Sì. Grazie. Mi prende così
vuoi spazio a casa mia? Io ho bisogno dei miei spazi. Poi sardo per uomo e queste due mozzarelle di bufala che escono poco da solo. Era in salvo. E comunque non devi toccare. Hai le mani nude, non vedi? Lo faccio il meccanico, le mani nude. Grasso cutaneo, non vedi quanto ne hai? Ma dove il grasso cutaneo? Non toccare. Preferisco. Questi tessuti sono delicati. Bastano una orecchia, uno sfiore, una manotina esterna e subito si macchiano. Ma no, cosa fai? Cosa stavo vedendo com'era la giacca? No, ecco, guarda. Che? Guarda, lo sapevo. C'è una macchia. Ma dove? No, non così. Come Non non? devi respirare vicino a questo tessuto. Così va bene? Ecco, troppo. Come troppo Nicola, ma adesso è veramente pesante, perché sei mio fratello, però. Distanza rispetto. Che distanza di sicurezza? Appena finito di cucire già devo portare in lavanderia. Guarda qui, guarda che alone. Questo qua è il tuo respiro. Lo smaltatore dell'occhio bianco. Maldaccio proprio. Guarda qui, guarda che danno. Oh, ma Nicola, dai. Qua. Questi tessuti sono molto delicati. Sono stati tessuti per non essere toccati. Se li tocchi si macchiano. Domanda lecita. Uno come fa a metterli? Come? Con i guanti. Con i guanti. I tessuti pregiati non si toccano così, a mani nude. C'è un sistema, un modo, una tecnica scientifica. Spostati per cortesia. Stai qua, molto lontano. Ciao Nicola. Ciao, tuo marito mi ha già combinato una delle sue. Guarda qua, guarda qui. Che disastro. Come si fa a macchiare le giacche così? Aquila. Che Aquila? Fammi vedere un po'. Capito perché lei sputa io no? Senti, va a fare la spesa per cortesia e togliti quella maledetta giacca. No, e poi no, io questa giacca non me la tolgo, va bene. E se non ti va bene me la tengo lo stesso. E io la brucio. Come la togli e la prendi da qualche parte? Io la brucio. E io non me ne allegro mai, anzi stanotte a dormire nudo con la giacca. Pure te, tieni. Non litigate per cortesia. Adriana? Ecco qua la donna che volevi. Non è finita, per vedere. Che meraviglia. Quanto ti devo, Nicola? Sarebbero all'incirca 100 euro. Bene, te li do subito. No, dai, facciamo un'altra volta in famiglia. Leonardo, stai sapendo. Quindi con cosa fare? Devo andare a fare la spesa, ma Quindi con cosa vado a fare la spesa? in macchina. Dammi i soldi. Grazie. Ecco qua. Io e te siamo a posto. Sì, a posto. Senti, ma Clarice? Si è fermato un attimo al supermercato a prendere una cosa, ma arrivo subito. Bene, sediti intanto. Grazie. Fammi vedere questo. Eliana, scusate. Io con 5 euro nel portafoglio riesco a comprarmi mezzo sgroppino. No, così chiedevo, non mi pure una lira. Vedi di sbrigarti, per favore, va? Obrigado. Perché ce l'ho più scarto? Allora io vado, Adriana? Sì. Ma quanti soldi mi hai dato prima? 100 o 200? 100 euro. Mi sono sbagliata. Ti ho pagato di cosa? Sì. Allora vuol dire che questi sono miei. Senti, ci rinuncio, io me ne vado, Adriana. È veramente... Spingete ad andare a fare sta spesa che così ci mettiamo a tavola. sì. Mi prosciughi, cosa vado a fare la spesa?
Quanti soldi mi date prima? 100, 200 o 300? Allora, vuoi andare a fare questa spesa o non lo so? Dimmi tu. No, li metto in tasca che in tempi di crisi. Vabbè? Allora io vado, Oh, ce l'abbiamo fatto. Ciao. Ciao. Questi te ne compro una cassa di sgroppini. Allora. 400. Ho contato, Guarda, sentiamo anche così, ci puoi tornare, ci separiamo, capito Adriano? Non so, ho messo una mano in tasca e mi sono trovato con 500 euro. Mi piglia della giacca. Ti giuro, non piglia la giacca. Perché mi guarda così? Prova. Prova. Adriana prova. Che camicia che ho, E allora? Allora? Come niente? Ma possibile. Nicola prova tu, dai, che mia moglie non capisce niente, dai. Vai però un po' di vita, Hai provato? Ah! La quadra non è male, un bel tessuto. Come la quadra? Prova nell'altra tasca, non è possibile. Vieni. Briciole di pane. Che Hai perso qualcosa? Ma ho messo le mani in tasca con 500 euro, lo giuro, eravamo qui. Senti Leonardo, non abbiamo tempo da perdere, va a fare sta spesa. Oh. Non è possibile. Non c'è un capito. Lo sento. Ma così non vi. Hai finito di perdere tempo. Sto esplorando, passati quelli a fare il mio fratello. Oh, Nicola, io non ci Sì, dai, Cos'è che stregato? Sì, ne. Ho vissuto. Un attimo che vado qua sto spiego, mettete in pressione. hai bisogno di aiuto? Perché la manica qua non so dove. Adesso te la sistemo io le maniche, intorno al collo. Non ho voluto. Me la mantengo così. Sì, Oh, con una marea di soldi in tasca, e se adesso che cosa faccio? Te ne compro un camion di sgroppini! non ce la faccio. Quella giacca è rossissima e non lo fa apposta. La mette per farmi distretta. Anche la giacca nuova che gli hai regalato il mese scorso. Non la mette. Io guarda, io non so più che cosa fare. Ciao, zio. Ecco, chiedi anche a lei. No, non toccare. Si stropicciano e si sbacciscono subito. Ah, questa è Clarice. Lasciate, vado io. Oh, ciao! Ciao, Clarice. Benissima. Come stai? Bene, grazie. Ciao, Giorgino. Giorgino. Ma sì, tesoro. Giorgio Armani. Oh, preferisci Christian? Io. Dio, Oscar. Sai, mio marito è un sarto di alta cucina. Sì, di altra cultura,
parlamentare. Cara, a proposito, ti ho visto ieri in centro con Lorenzo. Ieri? Ma non eri all'università ieri? Sì, ero e poi mi sono vista con lui alle 5. Ah. No, erano le 3. Non avrei il corso di economia aziendale alle 3? Infatti, alle 3. Infatti, sì. Oh, sai, li ho visti alla Raven. Sapessi che fusioni lui. Ma non lavora lui il pomeriggio, mi spieghi sta storia? Sì, infatti, lavora lui il pomeriggio. Oh, ma tu pensa, sono entrata nel bar, li ho salutati. Ma erano così freddi che non mi hanno neanche vista. Cosa? Clarice? Sì, caro. Una patata in bocca no, No, non le ho comprate le Cosa continui a raccontare che stai combinando un casino? Sta zitta, fatti tuoi. Scusa, Adriana, ho detto qualcosa che non andava. Non devo. Lascia stare, Clarice, lascia stare. Con chi sistemiamo poi, Infatti, poi. A proposito, lo sapete cosa è successo? C'è stato uno scippo al supermercato. No. Sì, hanno scippato una povera vecchietta. Aveva appena ritirato la pensione. 600 euro! Il ladro è scappato. Quindi non sono riuscita a vederlo. No, ecco, qualcuno è riuscito a vederlo. Sì, era un uomo sui 40 anni, con una giacca strana, sembrava un barone. Insomma, io non sono riuscita a vedere niente. Che peccato. Potevo fare da testimone. E chi si sposa? Non mi hai detto che dobbiamo andare a matrimonio. Ma tu poi dici sempre Roma per Napoli. Infatti si dice Roma con Toma. Toma? Giorgino, non siamo mai stati noi a Toma. Ma quest'estate possiamo andarci, che dici? Sì. Via Poma. Ma sarà incendi. Mi stavi dicendo di Leonardo, la storia della giacca? sì, io sono veramente preoccupata. Addirittura. La mette sempre, in ogni occasione, per andare a fare la spesa, per andare a messa. Va in panca vestito così. Esce con me e mette quella giacca. Esce con Angeli, usciva, già lei si vergogna. Lorenzo l'ho scambiato per uno di quelli che sbarcano in Puglia, non credeva fosse suo padre. Io veramente, una cosa incredibile. È stato in Puglia. D'accordo, non ci ha mandato manco una cartolina. Domenica scorsa siamo andati a messa insieme. Si ferma un attimo all'ingresso, non so fare cosa. Non si avvicina una vecchietta e gli fa l'elemosina. Addirittura. È all'uscita di messa, stessa scena. L'hanno fatto l'elemosina in 3 persone. Siamo tornati a casa con 50 euro. Una figura. La figura sì, però hai dato 50 euro. E settimana scorsa eravamo al supermercato. Lui è lì che guarda i prodotti sugli scaffali e io stavo a distanza perché non riesco a stare vicino quando si mette quella giacca. Vedo una signora che sta vicina, la conoscerà, penso io. Mi mette in mano un sacco di pasta. Nella corsia dopo, stessa scena, solo che gli mettono in mano un barattolo di pelati. Al bancone della gastronomia. La commessa gli dà un sacchetto di pane. Sono dovuta uscire dal supermercato per la vergogna. Non sono nemmeno riuscita a fare la spesa. L'hanno scambiato per un barbone affamato. E lui, come dite fosse, dopo un po' esce dal supermercato con il carrello pieno di roba perfetta. Che vergogna! Però, chiama la vergogna, il carrello della spesa gratis. Ma vi rendete conto di cosa sono costretta a sopportare per colpa di quell'orrenda giacca? E il bello è che ha un fratello sa
scritto alla Caritas che alla prossima raccolta di stracci se ha bisogno mi mandano qualcosa. Per la strada la gente si gira a guardarlo e lui, come niente fosse, non si rende conto che lo prendono in giro. E noi cosa possiamo farci? Se lui si crede elegante così, alla sua maniera, non ha mai capito niente di moda quello lì. Fin da piccolo, no, sta male. Le volte che lo dovevo sgridare, lo metteva persino in castigo. No, ma non avete idea. Metteva calzini spagati, una scarpa e un sandalo. Ma il sandalo lo metteva al piede destro Sinistro. Ah, Poi, la domenica quando la messa lo vedeva tutto il paese e lui che cosa faceva? Accostava il rosso con il giallo. Vedete che è proprio una cosa oscena vedere un accostamento del genere. Oh, beh, no, gli ha regalato quella giacca e da allora mette solo quella. Ma lo sapete che voleva sposarmi con quella giacca? Ho dovuto minacciare il divorzio prima ancora del matrimonio. E quando ero a Angelica, l'ho sentita presentarmi all'ospedale vestito così. Che sfiga, mamma! Ma non ti preoccupare, per non farti prendere spavento, non è mica detto che eri tu. Gli ho indicato un altro lettuccio. E lui è andato avanti per 2 ore a far moini da scemo a un altro bambino. Giorgino, cosa ti dicevo io? Cosa? Ti ricordi quando mi hai telefonato per dirmi che era nato? Mi hai detto che era nato un maschio. Siamo andati in ospedale e io ho visto lei. Ma pensavo che fosse un maschio. Ah, allora è per quello che continui a regalarmi cose da maschi, zia. Ma allora, pantaloni a coste larghe che hai comprato settimana scorsa non sono per me, ma per lei. Erano in saldo, Vabbè. a coste larghe, per me. Ma sì, te l'ho regalata anche il mese scorso. Ah, e io pensavo fossero per Lorenzo e gliel'ho regalati. E anche dolce vita. Ma vuoi che metta quel coso lì? Ho capito perché Lorenzo quando mi vede mi sorride sempre. Alice, vuoi rispondere al tuo cellulare? Perché ti sei nuova? Sei nuova. A me sembrerebbe più brutto questo, Pronto? È per me. Mamma? Ma tu quando hai detto a papà che non sono un maschio? Al battesimo, quando si è accorto che non avevi il disegnino. Senti, Nicola, tu potresti darmi una mano con Leonardo, potremmo proporre un abito nuovo. Mamma? Sì. E come mi avrebbe chiamato se non gli dicevi che ero... Angelo. Senti, io stanotte ti faccio sparire la giacca. Ah, e me la dai? Uè, io non sono violenta, poi perché dovrei darla a te? No, perché se fa soldi come mi hai detto che fa. Cosa?
Sai che è una cosa? Io ci tengo moltissimo ai rapporti familiari. Per me sono fondamentali. E non mi va che una giacca, o frutta che sia, si debba rovinare quel legame che hanno visti per così tanti anni, così uniti e inseparabili. No, mio papà si chiama Leonardo, io sono Angelo. È vero che la giacca fa schifo. E che lui è un intestato. Ma è sempre mio fratello. E allora non mi aiutate? No, voglio aiutarti, certo. Ma, non so, troviamo un altro sistema. Cominciamolo con bei modi. Allora ci vado io. Ho detto coi bei modi. Guardate, mia moglie, ma chi me l'ha fatta sposare? E mi dicevano, stai tranquillo, anche se ti vecchia per niente, dai, gallina vecchia è proprio un brodo. Bollito misto. No, caro, non l'ho preparato il bollito misto. Non se ne può più. No, la mamma si chiama Adriana. Come che è Angelo? Ma non capisci niente. Angelo doveva essere il mio nome se fosse stato maschio. Ma non sono un maschio. Ma cosa stai dicendo? Aspetta un momento. Lasciate, vado io. Pronto? Sì, te la passo. Mamma! Sì? È per te. Ah, grazie. Pronto? Pronto? Come? Come? È la questura. È la questura. Sì, Sono io, la moglie. sì, è la moglie. Adriana, qualche problema? Adriana, qualche brutta notizia? Non capisci niente, vai al diavolo. Mamma? Che c'è? Non è stato papà. Non è stato papà di Angelo! As if you were a child, small